Questa mattina presso il comune di Cavallino Treporti si è svolta la prima edizione degli Stati Generali dei comuni litoranei e di Lago del Veneto. Un momento di incontro promosso da ANCI Veneto, dal presidente Mario Conte, che ha aperto appunto i lavori e poi ha dato parola a tutti i vari referenti appunto dei vari comuni in rappresentanza appunto del litorale e anche di alcune realtà dei laghi del Veneto, i quali appunto hanno posto tutta una serie di tematiche, in primis partendo dalla richiesta dello status di città marine, promosso e portato avanti anche a livello, soprattutto a livello governativo, come riconoscimento, e poi ricorderemo appunto il tema delle città fisarmoniche, cioè di quelle città che durante il periodo estivo diventano veramente importanti, aumentano di numeri e si aggravano tutta una serie di servizi che devono essere erogati alle presenze appunto di turisti, pendolari e quant'altro. Ed ecco che i temi che noi conosciamo bene, dai ripascimenti piuttosto che dalla sicurezza, dai servizi sociosanitari, piuttosto che il fenomeno dell'erosione, sono tutti fenomeni che poi si vanno ad aggravare se non si hanno le giuste risorse, i giusti trasferimenti da parte dello Stato centrale. Ed è per questo che oggi si è fatto un po' il punto attraverso questa prima edizione degli Stati Generali e che ha dato modo appunto di confrontarsi tra le varie realtà, tra i vari sindaci del litorale, che ognuno ha affrontato e ha posto una tematica di peso, ma soprattutto una tematica che poi il ANCI Veneto dovrà trasmettere a sua volta nelle sedi dovute per far squadra, per fare un'unità di intenti e non parlare con un'unica voce, ma parlare con un'entità importante che rappresenta tutto un territorio del nostro Veneto, e da parte nostra, come rappresentanti della stessa regione, faremo sicuramente la nostra parte e non la faremo mancare. Tra l'altro eravamo presenti anche con l'assessore Calzavara, sottoscritto, e la collega Vianello. Palazzo Grassi qua con tutte queste belle signore, abbiamo avuto belle veramente, sapete che io devo sempre cercare, ma sto scherzando dai. Allora c'è stato questa mattina un evento molto importante qui a Palazzo Grassi, dopo metteremo i vari interventi nei link in descrizione. Dateci una sintetica descrizione di questa nuova associazione. Allora, mi presento, sono Karen Bosco Meneguolo, sono presidente dell'associazione di promozione sociale Le 0100. È un'associazione nata oggi, in pratica, oggi l'abbiamo presentata, però ci sono stati 2 anni di lavoro per costituirla. Le 0100 perché? Perché qualcuno dice 0100 cosa vuol dire? Vuol dire che copriamo le varie fasce d'età, perché ognuno di noi ha un'esperienza trentennale in vari settori, quali appunto bambini, disagio giovanile, disabilità, antiviolenza e anziani. Quindi siamo qua a presentarci per fare una collaborazione, un lavoro di rete con tutte le agenzie che ci sono già nel territorio, facendo appunto delle esperienze anche diverse. Siamo un'associazione di volontariato senza fini di lucro. Qua abbiamo Giulia, parli tu Giulia? Sì, allora buongiorno a tutti e a tutte, grazie Andrea per... Grazie a voi, grazie a voi. Allora, e complimenti anche di questa iniziativa. Io sono qui, oltre ad essere socia fondatrice di questa associazione, è un'associazione, come diceva Karen, nuova e soprattutto innovativa, perché è composta essenzialmente da donne e siamo tutte educatrici professionali. Qui, oltre che come socia fondatrice, sono anche in qualità di presidente della commissione d'albo degli educatori professionali, dell'ordine delle professioni sanitarie e tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle province di Venezia e Padova.
Come sapete quest'ordine è il più grande ordine sanitario a livello nazionale, comprende 18 professioni e all'interno di quest'ordine ci siamo anche noi come educatori professionali. La figura dell'educatore professionale è importantissima, sapete che col PNRR viene valorizzata in tutti i piani aziendali. Lavoriamo in tutti i settori, dalla disabilità alla salute mentale, dalle dipendenze al Ministero della Giustizia, all'interno di varie strutture. Ecco, vogliamo valorizzare anche la figura appunto questa figura professionale e soprattutto il nostro obiettivo è quello dell'inclusione e della partecipazione sociale. Lascio la parola alle mie colleghe. Ma non ho altro da aggiungere se non quello appunto che 2 anni di lavoro concepito tra l'altro in una fase storica del post-Covid che insomma ha segnato l'emergenza sanitaria e che ha avuto una ricaduta ovviamente sociale e che ancora oggi, soprattutto sulle fasce più vulnerabili, più fragili, che sono poi i giovani e gli anziani, e quindi su questo ci siamo interrogate come noi potevamo mettere a disposizione la nostra esperienza, la nostra competenza proprio per quelle fasce più piccoli. Da qui il progetto, da qui l'idea di costituire un'associazione, nulla di confezionato, ma l'idea invece di costruire una rete, partire da quello che c'è, partire da una lettura più approfondita dei bisogni che abbiamo, e basta leggere gli articoli sul giornale, insomma capiamo che in questo momento ci sono dei fenomeni emergenziali, sociali che ci impattano e ci riguardano, ognuno di noi, e chi magari ha anche delle competenze che possono essere significative come quella dell'educatrice e dell'educatore, penso che debba mettersi in gioco e mettersi a disposizione. Parlo dei giovani, lo leggiamo, dicevo, tutti i giorni, un po' questa aggressività, ma un po' anche tanti quei giovani che invece vivono situazioni di isolamento e di depressione. Oltre al fatto, la stessa ricaduta è su tutto il grande ambito della popolazione anziana, che sappiamo che anche nel nostro territorio, come nel resto di tutta Italia, ha percentuali elevatissime. La demografia in questo momento, come dire, è un'altra emergenza sociale. E quindi su questo noi oggi abbiamo presentato, ma è un cammino, è un processo che da oggi inizierà, di contatti, di relazioni, di costruzione, di possibilità di costruire insieme dei progetti che siano sicuramente che si avvicinino molto di più a quelli che sono i bisogni sociali che noi già abbiamo colto, ma che abbiamo bisogno effettivamente di dare delle risposte più concrete. Laura, vorrebbe dire qualcosa per... Allora, chiunque può associarsi e vi invitiamo a farlo per sostenere la nostra associazione e quindi portare avanti tutti i progetti, le attività, gli obiettivi che ci siamo prefissate. Potete farlo scrivendoci alla 0100@gmail.com e seguirci nei social. Vi ringraziamo di cuore. Grazie, teneteci aggiornati sulle vostre iniziative e cercheremo di darvi spazio, una cosa molto importante. Grazie a tutte, grazie. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Io e lui e anche gli altri colleghi ci eravamo proprio confrontati lungamente e quindi le 2 istanze che ha fatto adesso Flavio, io chiedo il supporto di ANCI, perché noi viviamo della mezza stagione, viviamo di tante cose, però se non c'è la spiaggia, se la spiaggia non è in ordine, se non è messa in grado di funzionare, credetemi, ma non fate fatica a credermi, ci manca il core business, volete definirlo come volete, non lo so, e purtroppo oggi abbiamo fatto solo interventi di ordinaria amministrazione, la straordinaria difficilmente, e la presa di conoscenza e una strategia sulla spiaggia oggi ancora non c'è. Abbiamo fatto una serie di tentativi, quindi le 2 istanze, Mario, che il sindaco di Bione San Michele Tagliamento ha fatto sono condivise da tutti i colleghi, perché nel corso del tempo le abbiamo veramente condivise. L'altro grosso tema della sicurezza, i colleghi ne hanno parlato lungamente, il tema dei servizi. Ecco, mi permetto quindi di darvi un rapidissimo aggiornamento.
La legge sullo status di comunità marina non è la creazione di un ulteriore livello, ma è semplicemente diamo un inquadramento giuridico a delle realtà che oggettivamente sono a fisarmonica, diamo i criteri e diamo gli strumenti ai sindaci, non ci inventiamo niente, andiamo semplicemente per situazioni diverse a dare gli adeguati strumenti che necessitano questi comuni. Quindi se una battuta la voglio fare, cos'è sta comunità marina? Cos'è che questi sindaci si sono inventati? Niente di nuovo, soltanto riconosciamo a chi è diverso gli strumenti per esercitare questa diversità. Niente più che questo, che si declina come? Si declina con una serie di manovre dopo l'inquadramento giuridico. L'esempio è quello che ha appena fatto Flavio. Noi abbiamo bisogno che quando veniamo a lavorare nei vari tavoli, che siano nazionali, che siano regionali, che siano europei, si sappia che siamo quello che siamo, comunità marine che esercitano il PIL, che hanno un'incidenza sul PIL, che hanno delle presenze turistiche e che non ci venga detto chi sei tu. A parte Cavallino, che vabbè, ormai con lo spot ultimo che abbiamo fatto sembra che siamo diventati famosi, ma non è che abbiamo una presenza turistica o un PIL diverso da prima, semplicemente abbiamo un po' di più reputazione, ma io sono stanca che del balneare italiano e della costa veneta non se ne parli. Questo è il tema, non è il tema Cavallino. Quindi veramente grazie a Mario, grazie a Lanci per questa sensibilità. Poi c'è il lago. Noi abbiamo a Chioggia con le categorie che ci hanno dato un grande supporto tutte, abbiamo fatto un percorso di chiarimento normativo e abbiamo creato un regolamento tipo del demanio marittimo, del regolamento del demanio, d'uso del demanio. Questo regolamento tipo poi è servito alle varie amministrazioni della costa veneta che hanno calato questo documento di carattere generale nella specifica realtà. Ovvio che a Cavallino, che abbiamo la prevalenza dei campeggi, l'abbiamo adottata ai campeggi, Jesolo ha fatto un suo percorso prendendo i criteri, Caorla ha fatto il suo regolamento, Bibione sta andando avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Senza dimenticare nessuno, ma senza entrare nello specifico, perché oggi, ripeto, siamo in gara e non intendo quindi andare oltre questo livello di riservatezza che deve esserci. Con questo strumento ci siamo preparati, abbiamo studiato, non si improvvisa nulla, si studia e si applica bene. Magari a volte anche copiando quello che fanno gli altri se sono bravi, magari sentendo una serie di avvocati che hanno dato il loro supporto sia alle categorie sia ai sindaci. Quindi a un certo punto abbiamo fatto questo lungo percorso. Regione Veneto, in questo percorso Regione Veneto ci è stata vicino, cioè l'ufficio, l'assessore, gli assessori, pardon, tutti e tre interessati da questo argomento, hanno con noi condiviso quella bozza generale. Quindi qui c'è l'assessore Calzavara, che ringrazio, però tutta la regione, tutto l'apparato tecnico. Credo che poi Regione Veneto abbia uno strumento importante che è la legge 33. Non voglio più sentire dire che la legge 33 non c'è, che non è valida, finché è valida, ed oggi lo è, va benissimo. Quando non lo sarà più deve esserci un giudice che me lo dichiara o piuttosto il Consiglio regionale che la cambia. Questi sono i due strumenti, non è che possiamo inventarci che perché qualcuno dice voi in Veneto sbagliate. Noi in Veneto applichiamo la legge, abbiamo applicato i criteri della sentenza del Consiglio di Stato di novembre 21 e stiamo andando avanti. E di che cosa parliamo? Continuiamo ad essere i primi della classe, ma perché? Perché siamo responsabili e stiamo andando avanti applicando i pareri che sono da applicare. Il Centro Meteorologico di Teolo dell'ARPAV conferma il persistere delle condizioni di disagio fisico intenso nella giornata di oggi, sabato 29 giugno, su tutto il territorio regionale.
In effetti la gente si è riversata in modo massiccio verso le località balneari, compresa Sottomarina. Ci sembra giusto ricordare che con una stagione balneare iniziata praticamente malissimo e con l'attuale situazione del mare Adriatico caratterizzata dalla presenza di mucillagine che ha di fatto congelato il comparto pesca, i turisti sarebbero i benvenuti, anche se contribuiscono, diciamolo, ad alleviare una congiuntura economica certamente non eccezionale, però portano inevitabilmente anche qualche disagio, soprattutto per le solite criticità dovute al traffico e ai parcheggi che rendono più problematica la vita dei residenti. Detto questo, ci sembra altrettanto doveroso dare risalto al fatto che con l'apertura del Ponte delle Trezze, avvenuta qualche giorno fa, dopo anni, molti turisti pendolari, invece di percorrere le strade tradizionali Romea e Arzeron, si riversano per valli, passando anche per le strettissime vie della Storta e via della Larga, stradine locali molto strette che rendono praticamente prigionieri in casa i residenti. Sentiamo cosa ci dice il signor Andrea Di Valli, che praticamente non può muoversi da casa. Io sono Di Valli, sono via Strada della Larga e via della Storta, non usciamo di casa, è impossibile uscire di casa, ho chiamato la polizia locale. Non riusciamo a uscire di casa perché hanno aperto il ponte dell'Arzaron. Passano tutti. È una strada stretta, ma anche domenica scorsa, sabato scorso. Allora, se devo andare verso Pavo non posso andare su in Romea perché non posso girare a sinistra davanti alla pesca a marcia. Certo. Devo fare tutto l'incontrario, è impossibile. Come è noto, il sindaco Armelao, eccezionale amministratore del comune di Chioggia, l'anno scorso aveva presidiato un'ora con la polizia locale, il tempo di farsi qualche selfie istituzionale, l'inizio di via Pascolon, dove inizia il divieto di accesso ai non residenti. Tuttavia, ora che il Ponte delle Trezze è aperto, la situazione è ingestibile, in quanto i pochi agenti di polizia locali disponibili non sono sufficienti per gestire il volume di traffico enorme che arriva. Soluzioni? Forse è il caso di pensare di chiudere il Ponte delle Trezze con un catenaccio durante il weekend. Della serie, si stava meglio quando si stava peggio. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.